C'è un concerto questa sera del rapper Pequeño, di cui dà conto anche il TG1 in prima serata Rai ieri. È un modo per salutare il 2020, 2600 anni di fondazione di una città non capitano tutti i giorni. È un concerto di fine anno, utilizzando risorse di tassa di soggiorno sui festeggiamenti del 2020, era stato per tempo programmato dall'amministrazione comunale, poiché il soggetto attuatore dei festeggiamenti del 2020, che metterà dentro una porzione di risorse della tassa di soggiorno previste dalla consulta e programmate in un verbale oramai di un anno fa, e vedrà l'integrazione, come ha visto l'integrazione, di risorse dell'ente parco, quindi non fondi di bilancio. Sindaco, una domanda, ma perché si fa il passaggio tramite il parco per spendere soldi della tassa di soggiorno? Prima domanda. Seconda, perché i soldi della tassa di soggiorno vengono spesi per un concerto? Allora, intanto i soldi della tassa di soggiorno non vengono dati al parco, i soldi della tassa di soggiorno li spende generalmente il Comune. Nella ripartizione delle risorse programmate su Agrigento 2020 è stata individuata una porzione da far spendere al parco archeologico, il quale si farà carico di integrare con risorse proprie, di modo da avere una regia unica sulle iniziative che si fanno, e si evita, come tante volte è accaduto nella nostra città, che si programmano 5 iniziative nello stesso giorno, negli altri giorni non si fa niente. Tutto abbia una filosofia unica d'azione, e quindi crediamo che nella logica di collaborazione che da sempre abbiamo cantato, ente parco, città, cucitura tra il parco e la città, questo sia il miglior risultato. Ma lo stesso vale per quanto riguarda Mandorlenfiore. Da tempo il Comune non aveva tassa di soggiorno, lo ha delegato al parco, che ha realizzato Mandorlenfiore, credo con risultati che sono buoni. Questa collaborazione tra città e ente parco va sempre di più implementata in una logica collaborativa. Vorrei dire che quest'anno poi questo è andato anche oltre, perché tante associazioni hanno capito che qua non bisogna recitare a soggetto, non bisogna fare rete. Le tante iniziative natalizie, abbiamo realizzato in città 153 eventi, sono figlie di che cosa? Sono figlie una porzione del Comune, una porzione l'ha fatto l'ente parco, un'altra porzione l'università, tante associazioni di volontariato e, perché no, le tante parrocchie che hanno operato. Anzi, trovo l'occasione qui per ringraziare coloro che hanno fatto regia in questo senso, quindi per il parco, i vertici del parco dal punto di vista operativo, per il Comune l'assessore e vice sindaco Elisa Virone, che hanno realizzato finalmente un cartellone unico, evitando che ognuno andasse per conto proprio. Si apre il concerto a mezzanotte, ci saranno degli interventi prima di alcuni ragazzi che hanno voluto salutare con noi il nuovo anno, ci saranno 2 cantanti agrigentine, giovani, brave, promettenti, melodiche, ci sarà poi Nuece de Fuego con Marco Catalano, ci sarà poi Gue Pequeño e a seguire un gruppo di giovanissimi rapper di cui sentiremo certamente parlare.